Mario Monti aveva varato questa legge che praticamente obbliga chi deve andare in pensione, cioè chi è alla prima legislatura, diciamo, non può andare in pensione, non può avere la pensione prima che siano passati 4 anni, 6 mesi e un giorno dall'inizio della legislatura, cosa che cade il 15 settembre. Quindi molti dicono non si voterà mai prima del 15 settembre perché altrimenti 608 parlamentari perderebbero la pensione. Paolo Pizzolato, ma è moralmente accettabile, no? Oltre che politicamente, un comportamento di questo genere? Cioè che una parte del Parlamento per i propri comodi e per i propri diritti metta a repentaglio quello che è un diritto sacrosanto di un popolo, che è quello di poter andare finalmente a votare. Faccio una premessa, direttore. Sì. Intanto io mi permetto questa sera di ringraziare i Veneti, che sono stati una delle regioni dove c'è stata la maggiore affluenza e soprattutto un maggior numero di no presenti all'interno del nostro Stato. Mi permetto di ringraziarli questa sera perché bisognerà tenerne conto anche negli anni a venire, nel momento esatto in cui andremo di nuovo alle votazioni. Come è stato fatto un passaggio anche prima, bisogna ricordare che Renzi è stata una persona che ha guidato il governo senza assolutamente essere stato votato né nominato da nessuno. Bisogna ricordare che questo governo è quello del Monte Paschi di Siena, dove sono state prosciugate le piccole banche, tra le quali anche la mia, per cercare di risanare un'operazione con un'operazione bancaria, un qualcosa che tanti dirigenti avevano portato via, facendo in maniera di mettere in difficoltà gli altri piccoli per fare in maniera che questo grande continuasse ancora a mangiare. Dobbiamo ricordare che è stato il governo di Banca Etruria, del papà della Boschi, per cui queste cose qui bisogna cercare di ricordarle anche per una prossima volta, per gli anni a venire, quando si andrà a votare. Io dico una cosa, faccio un esempio anche abbastanza basso, per carità, però penso che la gente che ci sta ascoltando possa capire. Se una persona resta a casa dal posto di lavoro, non percepisce per quel periodo la pensione o i contributi, perché purtroppo è costretto a trovare qualcosa di nuovo o attende che il datore di lavoro gli possa procurare un nuovo lavoro. Se questo governo va a casa è perché è rimasto senza lavoro, perché in questo momento il governo non ha mai lavorato e non deve più lavorare. Che poi all'interno ci siano delle persone dignitose che facessero qualcosa di buono, senza ombra di dubbio. Se però tu resti senza lavoro non puoi portare avanti come avverrà, come sicuramente avverrà, perché non c'è mai stato nessuno che torni a casa prima che abbia questo coraggio pur di non portare a casa quello che secondo lui gli spetta di diritto, perché 5 anni fatti a Roma da deputato, da senatore, guardate che sono una ricchezza incredibile all'interno del nostro paese, perché porti a casa tutto quello che vuoi, a parte i viaggi gratis, i cinema, tutto quello che puoi avere, porti a casa quello che è il capitolo di storia anche all'interno del tuo paese. Quando torni da deputato o da senatore eri un ex deputato, un ex senatore, per cui la gente ti porta rispetto, per cui nessun pazzo di tutti questi che ci sono, opposizioni o anche maggioranza, avrà mai il coraggio di dire sì, andiamo tutti a casa perché dobbiamo vergognarci di quello che abbiamo fatto. Sicuramente se ne ha le elezioni a settembre. Non reputo giusto questo perché, come dicevo prima, se questa gente è rimasta senza lavoro è giusto anche dare la possibilità agli italiani e ai veneti dall'altra parte di poter votare un qualcosa di nuovo. Abbiamo avuto un governo ambiguo, un governo che non è stato assolutamente legittimato da questo paese, è stato legittimato il fatto di aver mandato a casa a calci nel sedere Renzi, adesso sarebbe giusto e legittimato che anche i veneti, che anche gli italiani potessero votare per cercare di fare bene a trovare qualcosa di nuovo. Ci sono troppi interessi sotto, lo sappiamo perfettamente, il nostro paese è basato su queste cose, però andando avanti così non risolveremo mai assolutamente nulla, anche perché in questa maniera impediamo per 7-8 mesi per portare a casa la pensione un lavoro dignitoso e concreto per quelli che potrebbero essere i nuovi occupanti del governo, che potrebbero forse qualcosa di diverso, anche se da anni ormai che non cambia più nulla. La Costituzione non va toccata ma applicata, il reddito minimo è previsto e garantito. Senta Pizzolato, voi come la pensate sulla legge della minoranza nazionale, cioè la 116 approvata? Notizia che è andata per una volta, del Veneto si è parlato sul TG1, su tutti i giornali, no? È stata detta dalla riforma, la legge del bilinguismo, quando però invece sul bilinguismo c'è stata, diciamo, una limatura e riguarda in particolare l'insegnamento della lingua veneta nelle scuole, ecco, tra i punti. Cioè, come voi su che posizione siete? Io parto da un principio fondamentale che dopo 23 anni di politica avevamo sempre lottato fin dagli antipodi relativamente a quello che è il mantenimento delle lingue, chiamiamole così, popolari all'interno di ogni regione.
Per me dovrebbe essere un diritto acquisito da parte delle regioni quello di decidere se applicarli oppure no, indipendentemente da quelle che possono essere le regole statali che potrebbero anche vientarlo all'interno delle scuole. Ho sentito oggi, è notizia fresca, spero di non dire cose che non sono vere, che c'è qualcuno che vuole abolire completamente l'insegnamento della religione all'interno delle scuole e mi sembra una cosa abbastanza ridicola, sì, l'insegnamento della religione e anche dell'educazione civica. Penso sia una cosa fondamentale visto la pochezza e la bassezza che iniziamo ad avere adesso relativamente a quello che è l'insegnamento nei confronti dei giovani di tante cose che abbiamo all'interno delle scuole, per cui secondo me vecchie radici, vecchie cose vanno assolutamente mantenute. Poi il discorso del bilinguismo, se non vuole essere applicato, dovrebbe essere anche, si dovrebbe trovare una motivazione valida per non insegnare il dialetto ai ragazzi. Non so, qualcuno dà fastidio che all'interno delle scuole i bambini parlino in dialetto perché l'italiano è una cosa più bella, è una cosa superiore, ti dà importanza. Secondo me perdere la radice della lingua all'interno della propria regione, soprattutto come quella nostra che ha dato tantissimo al mondo, che ha dato soprattutto tanto all'Italia, è una cosa assolutamente irragionevole. Però io vorrei anche cercare di fare in maniera di dire un'altra cosa. Prima abbiamo parlato di autonomia, io faccio parte di un movimento indipendentista. Secondo me Luca Zaia si sta comportando bene e sta facendo in maniera di poter portare il Veneto un po' alla volta a salire questi gradini che saranno pesantissimi, prima verso l'autonomia, poi io spero una volta tanto che riesca a trovare il coraggio che hanno trovato la Scozia, che hanno trovato i paesi irlandesi, che hanno trovato anche la Catalogna per portare verso l'indipendenza, anche se è una cosa difficile da spiegare alla gente. Io vorrei far capire alla gente in questo momento che l'indipendenza non è una cosa assolutamente non fattibile, perché tanta gente prende paura, ti stacchi completamente dallo Stato. Non dimentichiamo che lo Stato è quello che 2 anni fa ha portato via al Veneto 70 milioni di tesoreria, dove adesso il nostro Presidente sta cercando di fare di tutto assieme alla Giunta per cercare di recuperare e di mantenere bassa quella che è la stabilità della Regione Veneto. Non dimentichiamo che noi abbiamo all'interno della Regione Veneto una potenzialità che è enorme, che però viene assolutamente frenata da un fisco indiavolato. Prima quando si parlava di Equitalia avevano perfettamente ragione, ma ve lo dice soprattutto una persona che lavora all'interno di una banca dove noi pesiamo il portafoglio della gente costantemente, per cui bilinguismo, economia, sono tutte cose che devono far parte assolutamente di radici come quelle del nostro Veneto e che vanno assolutamente applicate. Vi dico una cosa, non avete un'idea in questo periodo di quante siano aumentate, di quanto sia aumentate la stesura, la firma delle cambiali. Titoli di credito che erano destinati a sparire vengono sempre più incrementate da quelle che sono le finanziarie, perché le finanziarie, per paura di non poter recuperare i soldi, adesso iniziano a far firmare le cambiali come 50 anni fa abbiamo avuto un incremento di queste cose. Voi pensate che andiamo avanti bene facendo una cosa di questo genere, per cui parliamo anche di tante cose, diciamo, della Regione Veneto, però dobbiamo anche cercare di fare in maniera di difendere quello che è stato il culto vecchio che avevamo della lingua, il culto vecchio che avevamo della religione. Non dico altro perché tengo a precisare, anche a ricordare, e parlo sempre con un po' di livello economico, che 2 anni fa sono arrivati dall'Europa 400 milioni destinati agli imprenditori di tutta Italia e dove all'interno del Veneto avevamo una maggioranza che era colossale e dove, purtroppo lo dico in una maniera un po' malevola nei miei confronti, sono bancario, questi 400 milioni sono stati incamerati dalle banche e rimessi in commercio come titoli di credito loro senza portarli invece alla possibilità di credito, di affidamenti, di prestiti al 2%, sono arrivati al 2%, sono arrivati per il mondo imprenditoriale, per cui certe volte quando ci domandiamo dove vanno a finire le nostre radici, dove va a finire la nostra economia, dove va a finire il nostro culto, queste cose qui, bisogna anche cercare di capire che quando siamo entrati in Europa quella volta è stata una mazzata enorme, con quello che diamo non abbiamo assolutamente nulla di ritorno, cioè, gente che ci viene a imporre, che ci viene a chiedere di poter levar via i crocefissi perché l'immigrazione può dar fastidio, è una cosa inconcepibile. Qui stiamo perdendo tutte le nostre radici, non solamente il bilinguismo, stiamo perdendo tutto quello che è di concreto e che bisogna invece assolutamente mantenere. Ecco perché io chiedo uno sforzo a tutti i presidenti delle regioni. Ultimo e poi sto zitto, reputo una cosa un po' anche vergognosa, qualcuno adesso se la prenderà, che però in Italia, referendum perso, eccetera, eccetera, ci siano 5 regioni ancora in questo momento a statuto speciale che si possono permettere determinate cose, quando noi veneti, con tutto quello che abbiamo lottato e siamo stati una delle ultime regioni che si sono aggregate all'epoca allo Stato italiano, non possiamo difendere un momentino un minimo di autonomia, un minimo di indipendenza, un minimo di quello che valiamo.